Sì, oggi è giornata un po' triste per, per il funerale di Giorgio Paletti, che voglio ricordare con questo video parlando dei magnifici anni 80 in cui facevo drive-in, negli anni in cui ho fatto parecchie cose anche a Sanremo con le sue canzoni. È stato un vero protagonista della nostra televisione che non dimenticheremo mai. I suoi migliori anni sono stati gli anni 80, ma lui anche negli anni 90 ha fatto molte belle cose. Era un comico di pura razza, senza volgarità, e non ce ne saranno più come lui e come tanti altri. È stato un grande comico ed ha fatto la storia della TV che ricordiamo con piacere nei suoi anni. Poi, negli ultimi anni è stato anche un grande letterario ed ha scritto molte belle cose che io non ho mai letto, ma di cui ho sentito ben parlare. È stato un grande protagonista del nostro schermo e, non lo dimenticheremo mai. Per questo volevo ricordarlo bene e volevo salutarlo e ringraziarlo per tutte le emozioni che ha regalato ai fan e, e con il pensiero, la speranza che un giorno possiamo ritrovarci tutti insieme nella casa del Signore. E, con questo video voglio ricordare un, gran- un grande uomo che, che ha fatto la storia del grande schermo e che non dimenticheremo mai con il suo sorriso e la sua simpatia. Volevo ringraziarlo e, e così insomma. Mm. Un abbraccio a quelli che mi seguono e su quella vita che ridere 5 minuti al giorno fa bene all'anima, ricordatelo sempre, come diceva anche il grande Gino Branieri. Un abbraccio e un saluto a tutti voi. Ciao ciao!